Ciao raga, bentornati nel canale. Guardate che roba. Oggi siamo a Bardolino, siamo io, Riccardo e suo papà Vasco per provare la Bardolino Bike. Faremo il giro marathon, quindi che in realtà è solo 2 volte il giro del Classic. Questo è il parco della partenza, adesso beviamo un caffè e poi partiamo. Dopo la prima salita di asfalto, che è abbastanza incazzata, farà subito sicuramente selezione. Qui si incrocia il secondo giro del marathon e ora si ricomincia a scendere. E si rientra nell'asfalto. Si entra in questo sentiero, adesso siamo a ruota di Riccardo, e poi si gira a sinistra, finito questo sentierino, e si continua a scendere per un pezzo fino ad arrivare ai piedi della salita principale. Questa discesa non tecnica ma molto insidiosa per la tipologia del fondo, è tutto ghiaino, quindi è secco, anche molto secco, quindi sì, bisogna stare un po' attenti, ecco. Arrivati in fondo a questa discesa inizia la salita, che è praticamente la salita principale di questa gara. È abbastanza lunga perché sono 4 km abbondanti per oltre 200 metri di dislivello, quindi va presa con cautela, anche perché chi fa il marathon la deve fare 2 volte. Raga, la salita principale, che è questa qua, non posso registrarvela perché sotto è una proprietà privata e è chiuso il cancello. Comunque ne abbiamo fatta una praticamente di fianco e ormai siamo in cima, quindi ci colleghiamo e vi faccio vedere la discesa. A parte che ora non c'è proprio discesa, è tutto un su e giù adesso. Qui termina la salita principale. Ora c'è un po' di su e giù, qualche strappetto e qualche discesetta, non molto lunga insomma. Qui si gira a sinistra e la salita per il momento è finita, c'è solo qualche strappo adesso. E si sale di nuovo. Adesso ci sono degli strappetti. Dopo un tornantino veramente stretto in salita c'è un piccolo traverso con qualche su e giù da prendere o di slancio se è l'ultimo giro, ma se è il primo meglio risparmiarsi un po', perché questa gara qui è veramente nervosa. Qui si incrocia la parte che prima abbiamo fatto in discesa e si comincia a salire di nuovo. Questa è la discesa più divertente secondo me. Breve ma intensa, esatto. Giriamo a destra, poi sinistra subito e si continua a scendere.
Finita la discesa si passa tra queste vigne, qua bisogna girare a sinistra, in fondo lì sinistra, poi destra, si fa un traverso e si ricomincia a salire subito. Questa è la salita con fondo in ghiaia abbastanza rotto e pendenza siamo sul 10% adesso, è lunga più o meno 600-700 metri. Finita la salita inizia quel piccolo pezzo in discesa che avete appena visto, che ci porta in mezzo alle vigne e ci collega con un altro pezzo di gara che è un'altra discesa in realtà. Scusate ragazzi se non parlo, ma è abbastanza impegnativa come discesa, bisogna stare su con le antenne. Dopo la discesa super divertente che avete visto, arriva una salita un po' meno divertente. Questa qui è una delle più cattive della gara, se non la più cattiva, veramente pendente, siamo 18%, quindi sì, insomma è caratteristica. Terminata la salita in asfalto che è veramente cattiva, cioè questa qua secondo me farà veramente tante vittime. Ora si comincia a scendere e c'è, eccolo, infatti mi ero distratto, e c'è un pezzo che si fa ora che in gara è in doppio senso. Qui si gira a destra, altro pezzettino tecnico. Dopo il pezzettino in discesa c'è una svolta a destra abbastanza cieca che non si vede e ora si continua in un sentiero dentro al bosco e fa tutti questi su e giù che magari al primo giro possono sembrare anche divertenti e facili e al secondo secondo me non molto. Dopo qualche su e giù siamo tornati qui dove c'è il cancello, prima abbiamo girato qui a destra e adesso inizia il pezzo di doppio senso in su, però stavolta. Quando passate di fianco a questa casa vuol dire che il più grosso è finito della prima parte, si sta un po' in quota e si tende comunque a scendere. Dopo un pezzo di piano o comunque leggera discesa si riprende a salire su questa strada che ha fondo ghiaioso e con un po' di sabbia e non sembra molto pendente, però vi assicuro che fa male alle gambe questa. Qui si gira a sinistra, da questa strada asfaltata si gira a destra in fondo qui e si entra nella ciclabile che è esattamente questa ciclabile, e in fondo alla ciclabile si gira subito destra e sinistra e si entra di nuovo nel bosco. E si torna fuori dal bosco per fare un piccolo pezzo in asfalto ancora. Penultima salita di gara, è abbastanza lunga e su asfalto questa. Qui il Garmin segna 55 km, quindi ne mancano più di 10 e pendenza
non durissima, ma fa male lo stesso. Quando vedete questo cartello incaffi e la salita in asfalto è finita, adesso rimane l'ultima in sterrato che è veramente dura, e dopo, che si divide in due parti comunque, e dopo solo qualche strappo. Ormai ci siamo. Qui finisce la salita, la prima parte. Si scende per un pezzettino un po' tecnico, corto ma un po' tecnico. Ciao. Questo qui, se è bagnato, potrebbe essere un problema. Infatti non so se avete visto, ma mi è scivolata la ruota davanti anche qui con l'asciutto. Ultima di giornata. Questa è veramente impestata, è cattivissima, sempre sopra al 20%, a parte in questi pochi metri, e fondo molto scassato, e consiglio per chi ha la full, anche se vi verrà spontaneo, di usare gli ammortizzatori sbloccati. Ecco, dopo la salita c'è questa discesa qui molto scavata, non adesso ma tra poco. Inizia da qua il pezzo scavato e ripido. Molto polveroso anche. Ecco, e qui è finita anche questa discesa. Adesso un pezzettino di trasferimento in piano e poi si va verso la Val Sorda, che è l'ultima discesa, e si entra nella Val Sorda. Questa è la discesa anche più bella secondo me, il pezzo dentro al bosco qui, molto guidato, tutto un su e giù, dentro e fuori dai guadi, tutto dentro e fuori. Gradino lì non me lo ricordavo, sì, questo è impossibile da fare. Finito il sentiero giriamo subito qui a sinistra e si va per un finale velocissimo su asfalto. Questo è l'ultimissimo strappo di giornata, l'ultima fatica. E siamo arrivati al parco della partenza e dell'arrivo. Raga, la prova percorso della Bardolino l'abbiamo fatta, sono venuti fuori circa 70 km e 1900 di dislivello. Abbiamo fatto qualche errore di percorso che ha aumentato un po' il dislivello. Comunque percorso divertente, abbastanza tecnico ma non eccessivamente. E niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!